Buongiorno a tutti, siamo a Mirano da Favaro Roberto. Da lui abbiamo realizzato un super bonus 110 con un super impianto, con una pompa di calore Daikin Alterma Integrated da 11 kW, quindi abbiamo realizzato una casa no gas. Abbiamo poi installato un impianto fotovoltaico da 9 kW, un inverter da 6 kW monofase e una doppia batteria d'accumulo Huawei da 30 kW totali di capacità. Abbiamo poi installato anche una wallbox per la ricarica di auto elettriche. Roberto, buonasera intanto. Buonasera a te Lorenzo. E grazie della tua testimonianza. Quanto tempo è passato dalla realizzazione di questo impianto? L'impianto è stato installato a dicembre 2021, sì. Ok. E poi è entrato a pieno regime da febbraio col collegamento al GSE e Okay. quindi è poco più di un anno, insomma. Ok, quindi diciamo che abbiamo un anno di storicità. Sì. Okay. Abbiamo realizzato un impianto su una casa che appunto permetteva di fare una casa no gas, quindi con una buona coibentazione e un riscaldamento a pavimento, sì. esatto. E abbiamo fatto questo intervento grazie all'interesse di tuo figlio Andrea, Sì. che si è documentato e è andato a vedere in tutto e per tutto e ha detto dovremmo fare sta cosa assolutamente. In origine vi conosceva tramite degli amici perché avevate già fatto un impianto qualche anno fa, non col super bonus 110, al nonno del suo amico. Ok. Quindi passaparola e la curiosità, noi eravamo intenzionati appunto al super bonus a capire se veramente si poteva fare. Sì. E abbiamo interpellato voi e da lì con Lorenzo è partito il tutto. E è stato sicuramente una grossa opportunità perché ci ha permesso di eliminare il gas. Vorrebbero tutti adesso Sì. come adesso. Va molto di moda la casa no gas. Moda, bravo, Sì. non gas. Cioè, hai solo di quote fisse, non hai consumi, tutto qua. Sì, Le sì, bollette sì, sì. sono quote fisse. Immagino che ne vendi anche energia con un impianto così. Io i calcoli ho venduto 5 megawatt. Ok? Che è l'equivalente economico di? Sopra i 1500 euro. Ok. Però il valore, ripeto, era molto alto, Sì. te lo pagavano tanto. Sì, sì. sì, sì. Adesso Siamo tornati alla normalità, ma sì, non è tanto 0,165 in questo momento. non è tanto vendere la corrente, essere autonomi grazie alle batterie all'accumulo che ti permette da febbraio fino a ottobre-novembre un'autonomia. Pompa di calore pura, comfort a livello abitativo come il gas? Guarda, mio figlio che è molto pignolo l'ha regolata che funzionasse tanto la corrente è gratis in parole povere a 21 gradi trovando il giusto equilibrio che lavora al minimo e mantiene la temperatura. Ok, quindi insomma l'obiettivo è l'auto elettrica adesso però piano piano. I lavori su casa tua come sono stati eseguiti? I pannelli in una giornata e mezza hanno sistemato tutto. Sì. E il lavoro grosso è stato fatto dalla ditta idraulica. Sì. Per ripristinare la situazione ottimale perché c'era la caldaia, c'era da abbinare i pannelli solari perché c'erano già i pannelli solari, quindi per salvaguardare il termico che c'era già. Sì, salvaguardare e integrare il tutto assieme e in uno spazio che era spazio limitatissimo molto perché limitato, era veramente un puzzle. Appunto. Sì. A livello burocratico è stato qualcosa di complesso? No, per me no. Ho solamente chiesto l'aumento dei 6 kW del contatore dell'energia elettrica. Sì. E per il resto sono fatto tutto bioenergia, quindi no. Bene. Per me è stato sicuramente facile, sì. Certo. Ok. Promesse fatte in fase di consulenza iniziale sono state mantenute? Sì, bene, certo. Certo. Bene, quindi ci consiglieresti, ci hai già consigliato? Certo, l'ho già consigliato, vicino. Esatto, abbiamo fatto già un impianto sì, non sì. in 110, vabbè, ma sì. È diventato cliente. Sì. No? Se hai bisogno, batti un colpo. Intanto grazie della tua testimonianza, salutami Andrea. Grazie a voi.
sicuramente è stata una mano dal cielo, c'è un bel aiuto da parte dello Stato, possiamo solo che dire grazie. Bene, grazie a te. Grazie. Every day a sunshine,